A Po Bandino di Città della Pieve si è consumato un nuovo femminicidio. Stefania Terrosi è stata uccisa dall'ex compagno Antonio Jacobellis, che poi si è suicidato. A ricostruire gli ultimi momenti è stato il figlio della donna, Andrea, 35 anni, che ha rivelato di aver ricevuto, insieme alla compagna, a parenti e amici, alcuni messaggi inviati dall'uomo poco prima della tragedia, tra cui uno in cui annunciava l'intenzione di portare con sé la madre. Andrea non ha letto subito le comunicazioni perché si trovava in garage senza campo. Al suo rientro, avvisato dalla compagna, è andato alla casa della madre dove erano già presenti i carabinieri. Ha spiegato di non avere rapporti con Jacobellis da tempo e che la madre gli aveva confidato di una discussione avuta il 18 novembre, durante la quale aveva chiesto all'uomo di lasciare l'abitazione. La comunità è sconvolta da una tragedia maturata dopo mesi di tensioni e culminata in una drammatica escalation.